Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Benvenuti a Senz'altro domenica con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio qui su Radio Bella e Monella dalle 10 alle 12 in vostra compagnia. Ma quante ne faremo oggi? Ma quante ne diremo tantissime. oggi? Ma che giorno è oggi, Gaetano? Oggi che è il Luoco guadagno. Ma perché devi dire nome e cognome? Non serve. Per identificarti. Molto bene, diciamo perché dico nome e cognome? Per trovarti, Gaetano. Sui social. Ma sì, ma infatti proprio perché oggi, il 23 di febbraio, ma 147 anni fa, è una data importante perché appunto nel 1878 venne distribuito a New Haven nel Connecticut. Succede tutto là. Il primo elenco telefonico della storia. Per quello ho detto nome e cognome. Ma Come infatti... faccio? Devo trovarti sotto la R o sotto la Rocco Guadagno, di solito si trova nel cognome. Però al di là di quello, una cosa particolare di questo primo esempio di elenco telefonico è che intanto era fatto con un semplice foglio di carta, non era un libro. No, cioè solo in seguito iniziarono a stampare dei veri e propri volumi. Certo. Le dimensioni erano piccole perché teneva solo 50 nomi. Bello. E la cosa particolare è che non c'erano i numeri di telefono. non mica tutti avevano il cellulare come oggi, no? La gente doveva telefonare a un centralino e il centralino gli chiedevi di parlare con uno di questi 50 nomi e questo te lo chiamava. Tipo Gaetano! un attimo che sento subito. Sì. Gaetano! Sì, beh, intanto resti in attesa? Sì! E in questo tempo in attesa cosa posso fare? Aspetta! Hai 2 ore per ascoltare Senz'altro domenica! Radio Bella e Monella Story, ovvero le notizie storiche a cura di Pippo, quello del trio. Ma che bella Ma che introduzione! razza di introduzione hai fatto? Pareva l'Istituto Luce. Ma no, ma per piacere, cosa hai raccontato? Comunque, ragazzi, però. Sì, esatto. luce spenta. Comunque, ho scoperto una notizia che mi è molto piaciuta. Mi è molto piassa. Mi è molto piasso. 570 anni fa, proprio oggi, 23 febbraio, ci fu la prima stampa di Gutenberg. Grandissimo, grande Johann. L'inventore della stampa moderna, perché prima i libri venivano ricopiati dagli amanuensi, cioè a mano. Sì. Adesso i bambini si lamentano per fare un dettato della maestra. Vabbè, ho capito, però Prova a ricopiare tutto Harry Potter, dopo vediamo se vi lamentate ancora per il piacere. E scrivere bene, perché gli amanuensi scrivevano bene. no, certo, cioè il carattere doveva essere sempre quello. Cosa scelse secondo voi come primo libro per provare questo nuovo macchinario Gutenberg? La Bibbia, lo so, la Bibbia. Abbiamo studiato a scuola, dai Pippo. Me lo immagino con i suoi soci, però ragazzi, vuoi inventare una stampante nuova? Una stampante. Facciamo una prova. Sì, dai, cosa proviamo? Pensavo a Bibbia. E a Bibbia, ascolta. Ma parti con la roba più semplice. Parti col foglietto della parrocchia. Una pagina dell'elenco telefonico, quella del prima. Esatto. A Bibbia. Invece lui no, il primo libro stampato fu la Bibbia, e tra l'altro a colori, ragazzi. Vi rendete conto? Bello, dai già da subito. Ne fece una quarantina di copie in 3 anni. Pensa che in 3 anni un amanuense faceva una Bibbia. Quindi certo. evoluzione. Indovinate chi ne ha una a casa di queste 40 copie ancora oggi? Il direttore di Radio Bella e Monella, Marco Baxo. Esatto. Noto biblista. No? Esatto, sono il voto di Gutenberg. raga. No, Bill Gates. Sì, immagina, avrei detto lui o Marco Baxo. Marco Baxo. No, stavolta Bill Gates lo prese all'asta nel 94 così per 10 milioni di dollari. Spiccioli. Volevo dire che guarda che a Feltrinelli con 30-40 euro te la trovi. Sì, ma no, Raga, con famiglia cristiana, ho capito, ma forse era uno dei primi. Vabbè. No, era a colori quelle di Certo, cambia. Comunque mi sono informato anche sulla classifica dei 5 libri più diffusi al mondo. Sì, mi avete in mente fare queste. Allora, al quinto posto 10 piccoli indiani. Bello. Certo. Al quarto posto Il Piccolo Principe. Antoine Saint-Exupéry, sì, quello là. Proprio lui. Il Signore degli Anelli al terzo posto. Certo, Walkie Talking. No, Tolkien.
sì. Al secondo posto Harry Potter e la pietra filosofale, che della Rowling, esatto. certo. E al primo posto, inutile dirlo, Cara maestra precaria, il libro di Marco e Ma Pippo. non credo. Qual è il primo posto, vero? La Bibbia, ragazzi. No, la Bibbia. La Dopo Bibbia, tanti certo, anni, certo. Gutenberg ci aveva ancora lì. visto lungo. E posso dire orgogliosamente che di questi 5 libri più venduti al mondo, Li hai letti tutti? no, ho visto i film. Sono sicuro che dei primi 5 libri al mondo l'assessore Ciano Conti non ne ha letto neanche uno. Benvenuto, assessore. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone all'ascolto. Sì, perché Marco le ha fatto questa introduzione perché poco fa si parlava che appunto 570 anni fa fu stampato il primo libro, la Bibbia di Gutenberg. Lei lo sapeva? Non sapevo fosse sua, pensavo fosse di Dio la Bibbia. No, di ecco, questo dimostra il livello culturale suo. Cioè, no, il livello culturale. Piano ragazzi, che a proposito di libri ho una grande novità da annunciare. C'è uno scoop. Guarda, faccio mie le parole di Tiziano Ferro. Notizia è l'anagramma del mio nome. ma scusi, lei è Ciano, non è Tiziano. E quindi non è la stessa cosa, l'anagramma non viene uguale. non Comunque, vabbè, capisce. vada avanti, ci dica. Ho deciso di realizzare nel mio comune una rassegna dei libri dal titolo Libri Tutti. Libri libri tutti. Carino, Libri tutti, carino, però. carino. È un gioco di parole. No, non è un gioco di parole, è stato un errore di battitura di Renzo De Aproloco. Sì, doveva chiamarsi Libri per tutti, ma non ha messo a per, si è sbagliato. Ah, bello, libri tutti. No? Sì, è una rassegna di libri un po' particolari scritti da autori indipendenti. Vi posso leggere qualche trama se avete caro? Sì. Prego, iniziamo. Allora, la prima trama. Maurizio era un musicista di flauti. Luana, la moglie, realizzava biscotti fatti in casa. Con loro c'era il piccolo e tenero Tobia di 3 anni col suo inseparabile Panda Peluche. Un thriller carico di suspense. Scusi, oddio, cioè, uno che suona il flauto, st'altra fa i biscotti, il puteo col peluche, che thriller è? Scusi. Aspetta. Una sera però Tobia non ha piacere di ciappare sonno. Neanche Panda riesce a farlo ragionare. Panda il è il peluche. La madre disperata brucia i biscotti. Il papà sclera, sono le 3, Tobia non dorme. Le 4, Tobia non cede. Alle 5 Maurizio lo ciappa e gli dice: adesso se non te dormi ti cavo il peluche per sempre. E Tobia fece la nanna. Come si chiama il libro? Coricato. Coricato, si è coricato. No, guardi assessore, no, per piacere, terrificante. Senti questo. Ehi Willy, hai sconto te la pomatina per le emorroidi? Ma cos'è sta roba? Cioè, scusi, che romanzo è? Inizia così il nuovo irriverente romanzo di Jeffrey Sparasina. Ma chi è Jeffrey Sparasina? È autori indipendenti. Sì, ma tanto indipendenti, cioè secondo me non lo assume nessuno sto qua. vabbè. Willy è compagno di Daphne, una coppia vivace, amano divertirsi e farsi scherzetti in casa. Ma un giorno la cosa degenera. Willy non poteva sapere che Daphne si sarebbe spaventata trovando sotto le coperte 2 taipan costieri australiani, i serpenti più letali del mondo. Inspiegabilmente agitata per la presenza dell'animale sul letto, insomma. Daphne sviene, il serpente la punge ed essa muore. Croppa anche tu la coppia di bissi di paura. Ma sarà abissi di paura. che sei i serpenti. Ma per favore, ma assessore, ma guarda, cioè possiamo chiudere questa Ultimo che davvero vale la pena leggere è la storia di Yu Li, un giovane cinese come tanti altri arrivati in Italia. Yu Li aveva aperto un bar in un piccolo paese di provincia veneta, ma all'inizio non fu semplice. Cicciuanci con Coca-Cola, Lo prendevano volgarmente in giro gli avventori del bar. No, io sono esterrefatto. Ma lui non mollava, coltivava il suo sogno di diventare sommelier. Ecco che quando inventò un vino tutto suo, conquistò i palati e il rispetto di tutti gli avventori del bar. Un vino come quello del cinese non si era mai sentito. Come si chiama questo libro? Ombre cinesi. Ma per piacere, assessore! Vada via! È un po' di settimane che io e Marco abbiamo una passione in comune. È la psicologia comportamentale. Guarda, ci sta appassionando tantissimo. Stiamo studiando insieme, stiamo seguendo questo corso. Posso dire una roba? Io sto andando via di testa Mamma per la mia. psicologia Tanta comportamentale. roba. E allora potreste aiutarmi ragazzi, perché ho un dubbio ultimamente. Sì, ho vai. la sensazione che Marco Baxo, il direttore della radio, Sì, che salutiamo, sì. Ciao, Marco, però ciao. non so, ho l'impressione che ce l'abbia con me. È normale, Pippo. Perché è normale? Dici? Ecco, dai, diglielo te come si Si chiama. chiama bias di conferma. Ah, cioè? Cioè tendi a notare solo le cose che confermano la tua convinzione, Certo. capisci? Sì, però Bias di conferma. Sì, ma non può essere solo questo, capito? È chiaro che mi tratta diversamente da voi, non so se notate. Potrebbe anche essere un classico caso cos'è? Di personalizzazione. Questa Cosa? qua sì. Personalizzazione. Stai Cioè? attribuendo a te stesso un comportamento che magari non ha nulla a che fare con te. No, Marco, guarda che si vede lontano un miglio che mi tratta. Eccolo qua. Parlavamo Posso dire? ieri con Guy. Effetto Dunning-Kruger. Sì. Effetto Freddy
Danny Kruger. No, Danny Kruger. Sei troppo dentro la situazione per renderti conto di quanto la percezione sia distorta. Ma mi capisci? posso parlarne come do amici senza che facciate la parte dei psicologi? Eccola qua. La stavo Eccola. aspettando. Reazione tipica della dissonanza cognitiva. Cioè il tuo Signore. cervello, ammesso che tu ce l'abbia, Ecco. rifiuta informazioni che mettono in crisi le sue convinzioni. Vabbè ragazzi, sapete cosa c'è? Io me ne vado, ciao. Cosa dite? Fuga evitante. Merito, sì che- Sì, vabbè. Sì. Ecco qua, vai, vedi. Meccanismo di difesa molto comune. Sì, no, questa è regressione emotiva. sì, sì. Si vede che non ha capito cosa abbiamo detto. Sì. Perché tu hai capito cosa abbiamo detto? No. Andiamo a capire. Finalmente si gioca qui a Senz'altro domenica. Marco ha preparato un quiz. Io e Beh, te, quiz Gaetano. per noi uomini della domenica Di che cosa amiamo parla? il calcio e per tutte le nostre ascoltatrici appassionatissime di calcio, perché sono sempre di più, perché ragazzi il calcio femminile sta andando alla grande. Alla grande, è vero. Sta andando alla grande. Quindi è un quiz No, sul vero. calcio femminile. No, è un quiz sul calcio. Scusa, in generale, che dai, vai. Allora, iniziamo, vediamo chi vince. Faremo di tutto naturalmente per far vincere Pippo! Ma per quale motivo sto entusiasmo? Non è corretto, capisci? Prima domanda. Bravo. Qual è il paese con la percentuale più alta di calciatori tesserati? Percentuale più alta. Islanda, Brasile, Italia, Argentina. Io direi. Io potrei dire. Io direi Argentina. Islanda perché c'è pochi. Io Argentina. E vince Pippo, Islanda, bravo. il paese di derivazione degli Vedi? ultimi anni, Sì, dove certo. ci sono 21.000 giocatori registrati, circa il 7% della popolazione. Ah. Quindi uno ogni 15 abitanti. Hai capito? caspita, Sapreste bello, fare bello. una squadretta anche. Senti questa, Sì. magari non tutti lo sanno. Perché la maglia dell'Italia è azzurra e non tricolore? Allora, in onore del mare che la circonda, per ricordare gli occhi azzurri di Jennifer Aniston, Direi. in omaggio all'ex Casa Reale Savoia, o perché la parola azzurro in latino significa Italia? Allora, io credo per omaggiare la casa del Savoia. Anch'io, All'epoca forse è stata anch'io. scelta questo colore. E avete vinto! Bravi, Anche bravi, se ero bravi. indeciso con Jennifer Aniston. Sì, Era la però- seconda. Opzione, ma perché proprio il colore La dello casata. stendardo della Casa Reale dei Savoia era azzurro. 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 E adesso andiamo alla domanda numero 3. Vai. Perché gli ultimi minuti di una partita si chiamano zona Cesarini? Ah, io questa la so, Allora, dai. perché no. fece gol uno dei Dai. suoi primi gol il giovane Claudio Amendola, che anni No. dopo fu il protagonista dei Dei Cesaroni. Cesarini. No, non Esatto. c'entra. In onore a Renato Cesarini, calciatore, per omaggiare Cesare Buonamici, giornalista Mediaset, certo. o in onore all'ex arbitro Graziano Cesarini. No, era no, Cesarini, il calciatore che segnava abitualmente Esatto. negli ultimi minuti di gioco. Come avete fatto? vabbè, questa era facile, era questa facile, era ma sta facile. vincendo ancora Pippo. Vediamo Sì, perché la se prima- pareggi. Vediamo se pareggi, perché l'ultima è bella. Perché il 27 ottobre 1954 fu sospesa la partita Fiorentina-Pistoiese. 1. Per permettere agli spettatori di andare a vedere il Palio di Siena. 2. Per l'apparizione di un UFO. 3. Per la prima invasione di campo documentata. La 4. Perché erano passate le 10 di sera ed era in vigore il coprifuoco. La so. La Allora, la so. Terza. È quella Quindi- dell'UFO. È l'UFO, lo so, è l'UFO. È l'UFO. Per l'apparizione di un UFO o per la prima invasione di campo È documentata? l'UFO. Invasione di campo. È l'UFO. Per l'UFO! No! Sì! Fu Cioè? disturbata la Sì, partita è vero. dall'apparizione di misteriosi oggetti volanti sopra la città e Ma l'arbitro, non veramente? sapendo cosa fare, Assolutamente sospese sì. la partita per UFO! E quindi c'è stato un pareggio! Ah, sei Bravi, contento, Pippo? No, non ci posso credere. Non ci posso Non credere. si può credere agli UFO, ma neanche a questo pareggio. Allora, siccome non si può credere, vince Pippo! Grazie. E a Radio Bella e Monella abbiamo pensato che servono voci nuove per Ah, sì? aiutarci in questa domenica, soprattutto noi che non siamo naturalmente degli speaker No, impostati, no, infatti. lo avete capito in questi mesi, e allora abbiamo bisogno di una mano, uno speaker impostatissimo. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al nuovo speaker Gigi Pleonastico. Ciao ragazzi, sono Gigi Pleonastico. È un piacere essere qui. Anche per noi, tu hai una voce proprio molto radiofonica, naturale, o hai studiato? Naturalmente è una voce naturale, ma ho anche studiato presso i più grandi studio di tutto
tutto il mondo. però. Cito solo l'Australian Film TV and Radio School, la certo. School of Cinematic Arts di Los Angeles. famosissimo. E oggi sono io a ottenere un master di vocal coaching a Broadway per attore. Ha un curriculum di tutto rispetto. Ma so che ha anche sfiorato l'Oscar, no? Sì, ho avuto l'onore di affiancare il grande regista Damien Chazelle in La La Land. Aiutavo Emma Stone e vedi Ryan tutto. Gosling Cioè. a scaldare la voce prima delle parti cantate del vedevi film. conto che La roba. colonna sonora ha vinto l'Oscar e sento che un pezzettino è anche mio. Ma ragazzi, tu parli sempre così o solo in radio? Sempre. Anche a casa con tua moglie. Già. Può sembrare strano, ma è così. È così. Ma tipo se stai mangiando e manca il sale? Ehi, amore, passami il sale, per favore. Se sei in bagno. È finita la carta igienica. Me ne porti un rotolo. Ma in intimità? Sì, amore, molto bene, continua così. Sì, vai. Sì, abbiamo Come capito, molto grazie, bene. grazie. Come molto bene. Va aperta, Oggi però noi molto ti abbiamo bene. chiamato per aiutarci. Chi meglio di te può interpretare uno spot radiofonico? Allora abbiamo degli amici certo. che hanno un ristorante, è sponsor della nostra trasmissione. Potevamo farlo anche noi, ma vuoi mettere la tua vuoi voce? mettere la tua voce? Quindi Certo. passiamo il testo. Ecco, questo è il momento dello spot. Voglia di piatti tipici veneti? Sì. Costesina, lesso e cren, pasta e fasoi. Vieni da Sfondemos e Degusto. Bella. Sì, ma ragazzi, io non mi sento molto a mio agio. di questo- sto andando bene. Sfondemos se gusta bello. A Sfondemos e Degusto troverai il nostro menù buei marsi Bravo. per lui e posso senza fondo per lei. Grande, grazie. Ragazzi, io insegno a Broadway, mi No, ma vai pare un po' continua, troppo. è bello, vabbè. è bello. E per i più piccini il menù piccoli. Certo. Perché a Sfondemos e Degusto se magna tanto e se spende il giusto. Grande Gigi! Ragazzi, io però pensavo uno spot più istituzionale, Ma che- più. Cioè, mi fate fare una brutta figura. che- Vi ricordo che insegno a Broadway. Vedrai che da Broadway non va a sentire nessuno, non sta a farti problemi. Grazie al nostro Gigi Pleonastico. Monday Moneva. Però quando vuoi parli bene. Le domeniche mattina qui a Senz'altro Domenica, qui a Radio Belle Monella, qui con Marco Pippo e Gaetano. Perché beh, adesso tu stai studiando da Gigi Perché Pleonastico. sto andando a studiare da Gigi Pleonastico perché mi A sento un po' a Broadway. disagio con la mia A Broadway. cadenza chiaramente veneta. Allora Gaetano, una domanda per te. Allora, Sì. se ti dico Per questo te. per Senti, te, senti, ci una vorrebbe- domanda per te. Ci vorrebbe Gigi, ci Per vorrebbe te. Gigi. E se ti dico questo proverbio veneto, caro Gaetano, i dolori se come i skei, chi che i ga sei tien? Chi No. ti viene in mente? No, purtroppo mi viene in mente l'unico ospite che non vorrei avere qui. Esatto, tra poco arriva l'economista Maris Jacopone per alcuni preziosi consigli finanziari. Rimanete con noi qui a Senz'altro Domenica. Avete del tempo da perdere, qualche soldo da investire? Beh, per i soldi non sappiamo come aiutarvi, ma vi faremo perdere sicuramente del tempo con il nostro consulente finanziario Maris Jacopone. Ciao investitori! Però Sì, sei sì. proprio cattivo, Gai. Sei No. sempre prevenuto. Vabbè. Invece Maris ha sempre dei consigli molto utili. Ah beh, utilissimi, guarda, utilissimi. Maris, perdona il nostro Gaetano, non è ancora pronto per ricevere i tuoi consigli, evidentemente. Allora Gaetano te consiglia una lettura, un libro meraviglioso. Anche ai cacchi col tempo se fa. Grazie. Meraviglioso manoscritto di Aristotele lo Stagirita. Ma cosa Aristotele? Non penso che abbia fatto un Grande persona, anche grande cliente se devo dire Aristotele. Jacopone, ma scusa, molti nostri ascoltatori ci chiedono se con i prezzi così alti conviene ancora investire nel mercato immobiliare. Cioè, Ragazzi, l'immobile è immobile dove avuto che vaga. certo, quindi non conviene. Conviene come? Ah, appena detto il contrario. A tal riguardo consiglio la lettura del libro di Alfio Bardolla, Costruire una casa con mattoni, malta, una betoniera, panino con mortadella, una birra classica Führer. Consigliatissimo. Scusi, a parte che non credo che esista un libro del genere, ma comunque voglio dire, mi ci dia un consiglio serio. Cioè, Possiamo dire che investire in immobili è una scelta vincente? No, non credo che sia nello scenario attuale una scelta conveniente. ma se prima ha detto di sì, scusi, cioè, può darci almeno un consiglio utile per i nostri ascoltatori? Uno gliene chiedo. Consiglio una lettura, Gaetano. Ancora un altro libro, vabbè. 10 investimenti da evitare, dalla signora anziana alle azioni spazzatura. No, Pippo, basta, non ne posso più, non ne Dai, posso più. Jacopone confermo. Guarda, Gaetano non è ancora pronto per ricevere No, i tuoi consigli. Gaetano si farà. Come i cacchi, esatto. Voglio chiudere con una citazione di Omero. Sì. Vivi il presente perché il presente è l'unico che risponde all'appello. Penso che ci siamo capiti. Ma basta, ora Maris, basta. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Maris Jacopone. Quante novità qui a Senz'altro Domenica. C'è una nuova rubrica anche questa domenica a cura di Gaetano. Si chiama
torna a casa lessico. Esatto. Bellissima. Tra poco vi spiegheremo anche perché, ma partiamo dal presupposto che noi tre siamo tre genitori, siamo Certo. tre papà, giusto? Certo. Di età compresa tra i 40 e i 50 Sì. praticamente. Con dei figli con età compresa dai 3 ai Ai 20. 20, Esatto, Ai 20. Oh, c'è un bel diverso. generazionale. Però chiaramente io non so come parlano i vostri figli, ma il mio De Vinti insomma fa Beh, il mio va appena scommissiato. quindi Esatto. adesso- La mia di 7 mi ha detto: è logico che non ti piace la musica che piace a me, visto che hai ben 39 anni in più di me. Esatto, A esatto. 7. Ora, ripeto, mio figlio che ha 20 anni ha uno slang molto giovane, ecco, certo. perché ormai ci sono anche molti vocaboli nuovissimi Sì, che formano appunto un nuovo lessico. nuovo lessico. Gli studiosi si stanno interrogando se sia un lessico innovativo. Io mi sentirei appunto di fondere questa nuova rubrica Torna a casa lessico, perché non riconosco più il mio di Però è lessico. bello, Sì, bello no, tornare a no, casa no, adesso. Come esatto. funziona questa Quindi mi sono fatto un piccolo dizionario di termini utili. grazie. Non tanto per fare il giovane, assoluto con mio figlio, ma più che altro per comprendere che cazzo mi dice, perché non Che sei adesso qua. modera e quando il che vuoi, linguaggio, che vuoi, quando che modera vuoi. il linguaggio. Allora, voce. il primo termine di oggi è triggerare. Questo non lo so, sì, ma sì. lo sento. Allora, triggerare in inglese, da inglese trigger, che è praticamente il grilletto della pistola. Nel gergo giovanile, triggerare significa accendere la miccia, provocare. Quindi una frase potrebbe essere: parlare di scuola mi triggera sentimenti negativi. Mamma mia, ragazzi. Cioè, Aspetta, capisci? Aspetta, questa però è difficile. Triggerare. Triggerare, quindi è molto provocare. Mi Bene. accende Oppure- sentimenti negativi. Beh, questa è una cosa invece più facile. Quit. Sì, quit, abbandonare. Termine, Ah. esatto, termine derivato dai videogiochi, appunto. Quit ok. significa abbandonare. Quindi uno potrebbe dire: boh, mi sono preso il caffè e ora quitto. Ciao ragazzi. Ok, buon te saluto, via seria. Ora esco, quit Quitto. nel senso di esco, Certo, capisci? chiaro, Quindi, chiaro. Ora quit. E poi questa probabilmente l'avrete sicuramente sentita, è chill. la sento ma non dicono capisco. sempre. Non la capisco. Allora, tipo tuo figlio potrebbe usare chill una decina di volte al giorno come sinonimo di scialla. Scialla è più facile. già traduciamo, esatto, già vecchio. che è un Sta invito, tranquillo, esatto, calmo, a prendere le cose con calma, esatto, senza stress. Allora, per quindi? esempio, se chiedi a tua figlia di andare a studiare, potresti sentirti rispondere: chill, la verifica è domani, è tutto il tempo. Mamma mia, che difficile. Quindi messaggio a tutti i genitori in ascolto: oh raga, non quittate se non capite i vostri figli, chillate e beccatevi il resto di Senz'altro Domenica. Bella, bro! È arrivato il momento del gioco, caro Gaetano. Marco ha preparato anche oggi un bel cazzo c'entra. Ma non parlate male, ragazzi. non No, parlate è un male. termine che Marco ci insegna a essere di origine Delle Asturie. questa domenica delle Asturie, ogni domenica cambia. Cazzo c'entra Cosa significa non attinente, non esatto. pertinente, non Quindi- adatto Quindi il all'uopo. gioco è semplicissimo, il gioco è semplicissimo, tu ci farai delle situazioni, ci dirai delle cose e noi dobbiamo trovare l'intruso. L'intruso, Bravo. eccetera. Oggi vi farò questa cosa con due cartoni animati che tanto mi piacevano. Uno è Sanpei e uno è Pollon. Che belli. Sanpei. Vediamo. Sanpei. Partiamo da questo. Sanpei Mihira è un ragazzo di circa 29 anni che ha una grande Cazzo c'entra? Era più giovane, giovane. che ha una grande passione per la pesca. Attraversa il Giappone in lungo e in largo, sempre alla ricerca di nuove sfide con l'aiuto del nonno paterno Mihira la testa. Ah, cazzo c'entra! È Ipei Mira, con il quale abita e del misterioso maestro Gyoshi Ayukawa. Padre. Cazzo c'entra? No, forse. No, no, stai stai perdendo! Io ho sempre capito. Io ho sempre Piyoshi. Piyoshi. Anch'io, invece è no, invece Gyoshi. è che loro dicono con le G che Per Quindi quello mi sono però stai ingannato. perdendo. stai perdendo, Pippo. I pesci più famosi pescati dal fenomeno della pesca Sanpei sono il Matsugoro, la Sì. capra cosmica, la capra No, capra campa, la capra campa. io ho detto la io capra volevo cosmica e anticiparla. detto cazzo c'entra invece No, avevo era la capra finito. campa, Guarda, giusto. la capra campa, E questa cazzo c'entra, cazzo la c'entra. scardola dorata, Cazzo Cazzo c'entra? c'entra, scartola il dorata. bisatto vai. mascherato Cazzo c'entra! e la gran balt. Questa sì. Bravi, perché era il sogno di ogni pescatore che si rispetti una trota gigantesca. Sì, sì, questa me la ricordo. Bravi, ma dopo Sanpei siamo ancora sulla parità e quindi abbiamo bisogno di Pollon. Attenzione perché Pollo combina guai. io proprio vi canterò vi narrerò la sigla, vediamo se trovate bello. qualcosa che non va. Vai, La sigla vai, vai. faceva così.
Sulla cima dell'Olimpo c'è una mitica realtà. Magica città. Magica città, cazzo c'entra. Bravi. Gli abitanti dell'Olimpo hanno la felicità. Cazzo Poi c'entra, sono attenzione. Bravi, bravi. Vabbè, dai, questa. Poi c'è una bambina che ancora dea non è, esce motta e stupidina, Pollon No, cazzo c'entra, dai. È graziosa e birichina. Bravi. Pollon combina guai, su nell'Olimpo casini tu fai. Cazzo c'entra, c'entra. felice tu stai. Dipende però, attenzione, no, io non sono d'accordo. casini Vince Pippo perché su nell'Olimpo felice tu stai. Certo. Sì. Pollo combina qua. Su nell'Olimpo felice tu stai, la piccolina di tutti. Beniamina, Non l'avete detto? Cazzo c'entra! Anche se non l'avete detto, però questa domenica vince Pippo! Vince, se ma non è vero! Qui a Senz'altro Domenica alziamo il livello culturale perché oggi parleremo come se in queste ore lo avessimo abbassato. Decisamente sì, decisamente sì. In questo momento decidiamo di alzarlo perché parleremo del premio Nobel per la fisica del 1965. Richard Feynman, me lo ricordo. Conosco tutto l'albo. L'hai letto, che è un famoso fisico teorico statunitense che non serve presentare perché ormai tutti conosciamo. Certo. E con tutti intendo io e Marco. Certo, tra l'altro è una persona nella quale mi ritrovo molto perché a soli 15 anni Richard Feynman imparò da autodidatta la trigonometria, l'algebra avanzata, il calcolo avanzato, la geometria analitica, il calcolo integrale e differenziale. Ti a 15 anni ti facevi questo? No, io facevo le palline di stick sulle dita per fare le palline di collo. Identici proprio, identici. Però Feynman era anche un burlone. Allora lui lavorava al progetto Manhattan, che era quel team della bomba atomica, no? Il team segretissimo di scienziati che lavoravano alla bomba atomica per cercare di produrla prima che la producessero, che la facessero gli altri, certo. Ecco, e quindi insomma erano dei fisici scelti in tutto il mondo, dei cervelli eccezionali. Come faceva gli scherzoni Feynman, no? Feynman faceva scherzoni. Per cui tipo accendeva la bomba. Scherzetto. Ma faceva lo scassinatore di casseforti. E riuscì a violare 3 cavò di fila che contenevano le equazioni fondamentali della bomba atomica. Al che la gente andava via di testa perché un giorno aprono la cassaforte e trovano un bigliettino con scritto Wise Guy. Wise è saggio. Quindi tutti sono andati via di testa perché pensavano che fossero stati violati i segreti della bomba. La seconda volta riuscì a entrare di nuovo nel cavò, quindi a capire la combinazione, pensate un po', e si firmò Same Guy, cioè lo stesso ragazzo. No? Nei giorni precedenti era successo un fatto, perché una sentinella di notte aveva sparato a un coniglio che aveva urtato contro la recinzione dell'edificio dove si facevano i test sul materiale, e per giustificarsi qui superiori il militare aveva detto che aveva sparato contro qualcuno che stava cercando di... Quindi pensavano che qualcuno fosse veramente quindi tirato. La sentinella dice questo, i cavò sono stati violati, insomma quando Feynman ha detto che era lui quello che faceva lo scherzone, prima che insomma che andassero tutti via di testa, insomma lo abbracciarono perché te credo. Quindi non erano sollevati dal fatto che i segreti non fossero stati violati. Una bella storia che ci insegna che noi cervelli evoluti, quelli che fanno le palline di stick che invece studiano fisica, ne posso sapere. Pippo, tu che sei il più colto dei tre, perché non ti iscrivi a fisica? No, e allora ispirato, il più colto dei tre, insomma, è quello che ha più titoli. Ispirato anche dalla storia qua di Feynman, mi sembra la storia qua è il più colto, ragazzi, è il più colto. Mi sembra di intuire che se io mi iscrivo a fisica, poi potrei andare a svaligiare una banca, giusto? Questo sei il colto. Sì. Per me sei il più il coltone di tutti. È un po' di tempo che non diamo voce agli ascoltatori ed è un po' di tempo che non entrava qui in questo studio Macci. Ciao a tutti. Sì, però Macci, scusami, io te lo ricordo, tu ogni volta ritorni qui perché non trovi il caricabatteria del cellulare. Sì. Te ne abbiamo comprato uno per Natale. Che fine ha fatto? L'ho perduto accidentalmente. No, perché sentivo che prima si parlava di cartoni animati. Siccome io da piccolo sono stato tanto davanti alla televisione. Si vede. Perché Sofia del suocero di mio papà lavorava tantissimo. Chi, scusa? Sofia del suocero di mio papà lavorava tantissimo. Figlia del suocero chi è, scusa? Mio papà aveva un suocero. Tuo nonno. Sofia lavorava tantissimo. Sofia, tuo nonno ha detto mamma. Sì, se te trovi meglio a dire mamma, dici pure perché mamma. Perché non dici mamma? Scusa, che è più semplice. Ma che Sofia del suocero?
suocero, scusa. Vabbè, insomma, mia mamma lavorava tantissimo e purtroppo anche le altre figlie di sua mamma di mia mamma non aveva tempo di starmi. Sua mamma di mia mamma? Tua nonna? Esatto, che aveva delle figlie. Così è. Sì, non mi veniva zie, scusa, mi faccio confusione con i Viene parentelli. figlio della mamma, ma non devi. Vabbè. Certo. Ad ogni modo, volevo dire che si diventa bravissimo a imitare i personaggi dei cartoni animati. dai. Allora, se volete, io vi faccio le imitazioni e voi dovete indovinare, ok? Vai. Vabbè, cioè, non vorremmo, però comunque Vabbè, sei dai, qua a indovinare. ormai. E questo è per Marco, Vai. pronto? Imagna! Guarda il surlo che va sotto! Imagna! Il surlo sarebbe il. Sanpei. Bravo! 1-0 per Sì, ma non ha Marco. la voce di Sanpei. Però comunque vuoi indovinare. Bravo. Questo è per Gaetano. non è che- Passa, dai, passa. Vabbè, Oli e Benji. No, te rifasso. Sì. Passa, dai, passa. Mila e Shiro. No. Passa, dai, passa. Vuoi provare te, Marco? Mimì e le ragazze della pallavolo. Bravissimo. Ma scusa, ma dici solo passa, potrebbe essere qualsiasi cartone animato Intanto che parla di 2-0 sport. per me, Ma non 2-0. c'entra, ma Ti tocca ancora a Marco. Ehi Margot, sei uno schianto stasera. Gaemon, hai la tua spada con te? Lupin. Bravo. Sì, vabbè, però così è facilissimo, scusa. Marco, ti si stanca tanto davanti a te. No, è un po' facile, comunque, dai, fammene questa. un po' più una più facile anche a me. Ok, dai, questa tocca a te, Gaetano. Vale 3 punti, così Ok, puoi vincere. ok. Adesso mi trasformo. Transformer. No, ascolta Riprova. bene. Adesso mi trasformo. Mazinga Z. Ma no, adesso mi trasformo. E io lo so, Gigrobo d'acciaio. E vince Marco. Ma no, vi siete messi d'accordo? No, non no, ci no. siamo messi d'accordo. Te lo giuro, sulla tomba del papà di suo marito e di mia mamma. Tuo nonno? Sì. Vedi tu che ora che No, si vai, capivo. basta. E anche oggi senz'altro domenica finisce qui, ragazzi. Finisce qui il nostro lavoro, ragazzi. Il nostro lavoro è finito. Lavoro se è una parola grossa. Va bene. Termina qui la puntata di Senz'altro Domenica. Ma se vi siete persi questa puntata, non disperatevi perché potete recuperarla. C'è il podcast Assolutamente. Voce del Verbo. Allora è possibile ascoltarvi. Ma non è questa la voce del verbo, ma comunque sì, questa puntata o anche le puntate precedenti. Dove le trovano, Pippo? www.marcoepippo.com oppure sul sito di Radio Bella Monella. Come sempre noi concludiamo con una citazione e quest'oggi abbiamo scelto una frase di Leo Longanesi che dice: vai. una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo. Tanta roba. E allora buona domenica a tutti, buon riposo, buon divertimento da Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Ci sentiamo domenica prossima, sempre su Senz'altro Domenica. Everybody move it.